Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Saranno trasferiti in altri istituti i giovani accusati dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo. I 6 hanno detto di essere stati minacciati dai detenuti del carcere Pagliarelli dove erano stati ristretti. E non si fermano le manifestazioni a Palermo. Domani è previsto un nuovo presidio delle donne in piazza Mondello per ribadire il no a tutte le forme di violenza patriarcale. Dopo essere sbarcati sulla costa di Trescina in provincia di Trapani, 5 migranti hanno chiesto aiuto ad un commerciante al fine di essere riconosciuti come profughi di guerra, tra loro anche 3 minorenni. Atti di vandalismo e tentativi di furto al Policlinico di Palermo. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso un gruppo di 7 giovani che hanno rotto vetri e manomesso attrezzature varie. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani ancora tempo instabile con nuvole sparse su tutta la regione in mattinata. Nel pomeriggio invece piogge nelle zone interne che potrebbero lambire la costa ionica. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.